Parlate tifosi azzurri. Sfortunatamente, ieri sera non è stato quello che tutti ci aspettavamo. L'Azzurra ha pareggiato 1-1 con il Milan e ha dovuto dire addio alla Champions League. Inoltre, gli infortuni di Matteo Politano, Mario Rui e Amir Rahmani hanno preoccupato tutti. Ma parliamone un po' di più nello sviluppo della notizia. Ieri il Napoli ha passato una serata difficile, affrontando il Milan in Champions League. Purtroppo il risultato non è stato quello previsto, con l'Azzurra che ha pareggiato 1-1 ed è stata eliminata dalla competizione. Inoltre, la squadra ha subito gli infortuni di Matteo Politano, Mario Rui e Amir Rahmani. Politano, che era stato uno dei pezzi forti della squadra, ha lasciato lo stadio appoggiato alle stampelle e con una faccia visibilmente sofferente, lasciando intendere che il suo infortunio non fosse affatto lieve. Mario Rui, invece, ha subito un trauma contusivo al ginocchio destro, ma per fortuna non è niente di grave. E nemmeno a Rahmani, che ha preso solo un colpo, non importava molto. Ciao tifosi azzurro. Cosa ne pensi della partita di ieri? Eri triste per l'eliminazione dalla Champions League? E gli infortuni dei giocatori, ti preoccupi? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace al video. Purtroppo ieri sera non è stato quello che tutti ci aspettavamo dal Napoli. Ma il team deve voltare pagina e concentrarsi sulle prossime sfide, che saranno tante. Con l'assenza di giocatori infortunati, l'allenatore Luciano Spalletti aveva bisogno di trovare soluzioni per mantenere il tempo competitivo. E adesso tifosi napoletani, quale giocatore secondo voi può subentrare senza tempo al posto di Matteo Politano? Lascia la tua opinione nei commenti. Forza Napoli sempre!